Prosegue in città la raccolta di firme del Comitato Trenitalia Nuorese, coordinato dall'avvocato Claudio Solinas, che intende promuovere la realizzazione di una linea ferroviaria moderna che colleghi il capoluogo barbaricino non solo con Macomer, ma anche con gli altri centri dell'isola. In una nota il Comitato ricorda che a settembre dovrebbero entrare in servizio sulla tratta Nuoro-Macomer i nuovi treni, costati milioni, che avrebbero un tempo di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Per il Comitato si tratta di un lasso di tempo eccessivo che potrebbe essere ridotto con pochi e mirati interventi, migliorando il tracciato in ingresso ai 2 centri abitati, smussando alcune curve, migliorando la sicurezza e introducendo i semafori automatici, ma anche creando innesti che consentano le corse dirette da Nuoro per Cagliari, Sassari e Olbia. Il fatto che si tratti di una ferrovia a scartamento ridotto, secondo il Comitato, che cita gli studi del professor Gianfranco Fancello dell'Università di Cagliari, non impedisce di toccare velocità superiori ai 100 km/h, che porterebbero il tempo di percorrenza a 40 minuti, con coincidenze per i treni sulla Cagliari-Sassari e Olbia. Per il Comitato servirebbero almeno 4 corse giornaliere per raggiungere gli aeroporti e i porti sardi. Quanto ai costi, si sottolinea che per un tracciato ad alta velocità servono 9 milioni a chilometro, ma si tratterebbe di assicurare ai treni una velocità attorno ai 100 km/h, per la quale servono meno risorse, calcolate in 100 milioni di euro. Il Comitato propone anche di costruire un collegamento ferroviario Nuoro-La Caleta sfruttando il tracciato della strada provinciale 45, la vecchia Nuoro-Siniscola, che non richiederebbe espropri e altre lungaggini burocratiche. Una ferrovia che in prospettiva si potrebbe estendere fino a Olbia con investimenti che secondo il Comitato darebbero lavoro e segnerebbero la fine dell'isolamento delle zone interne.